Beh, eravamo qui di passaggio in zona Ascot, siamo venuti a trovare qua Giorgio Bellemo, presidente di Ascot. Lei sa che questa amministrazione adesso si sta anche lanciando bene perché abbiamo visto le ultime novità, c'è l'Allion System, ha visto l'Allion System lei? Cioè che vanno via loro? No, Non so come funziona il no, sistema. non stiamo così. No, non so. C'è un Andrea, nuovo no. sistema che l'amministrazione ha preso che praticamente avvisa la cittadinanza se c'è per esempio il PM10 troppo elevato piuttosto che la strada chiusa, eccetera. In automatico, avevamo fatto la conferenza stampa ieri, poi adesso in giro per il corso c'è un nuovo aspiratore elettrico che tira su insomma, le cose un po' sporche, quindi questa amministrazione insomma, non ci sembra che stia... Che tira su cosa? Tira su, ha capito, insomma, le Edizioni? sculture, sì, esatto. Sì. Ma è interessante, lo sai, è vero che Andrea che 15 anni fa, credo, l'ASP allora comprò una moto, e credo ci sia ancora, una moto in cui doveva girare e assorbire le deiezioni solide di cani. Quindi questa moto c'è ancora. Volgarmente, hai capito che funziona, non l'ho mai vista in giro, quindi voglio dire queste cose qua, ma la città che ha parecchio di deiezioni animali, anche non solo animali, quindi forse un aspiratore solo e forse un po' pochino. No, sai cosa sto pensando, Andrea, per carità, poi va bene tutto, sto pensando no, alle dinamiche di questa amministrazione. Lo vedo oggi in riunione sull'ordinanza balneare e vedo che per quanto riguarda alcuni progetti particolari c'è una velocità incredibile di rilasciarli. Noi abbiamo proposto come categoria delle spiagge, quindi non parlo solo come Ascot, delle modifiche prima della Nile che fossero un po' più adeguati ai tempi e dopo 2 anni e mezzo di questa amministrazione, quindi prima siamo ancora in alto mare, no? Nel compenso ci sono alcune ordinanze di sospensione lavori, di lavori di una velocità, allora, di alcune si perdono tracce, no? Di alcune sospensioni piuttosto che di altri invece hanno una velocità incredibile. Detto questo, a me una cosa che oggi ha fatto molto sorridere è la questione dell'OGD. Tu sai che io faccio parte come associazione dai tempi da quando è stata costituita l'OGD. Vedo oggi l'assessore dice sostanzialmente che insomma finalmente è stata azzerata la cabina di regia, c'è un accordo in questo senso che va molto bene e così finalmente tutti potranno dire la loro. A me sembrava che tutti prima dicessero la loro a prescindere. Io ho l'impressione, quando dice abbiamo anche la collaborazione, c'è questo aiuto del dirigente del turismo regionale, a me fa molto piacere, io leggo come un commissariamento della regione e quindi al bando dell'ipocrisia. Questa amministrazione non ha mai avuto una posizione super partes nell'OGD, ma una posizione intraparte, capiamoci, intraparte, no? In cui se tu leggi poi noi percorso dell'OGD, il sindaco dice dobbiamo chiuderla, anche l'altro qualche giorno fa diceva dobbiamo chiuderla, oggi una risorsa c'è, che facciano pace con la loro intelligenza. Allora voglio dire, noi l'OGD ci abbiamo creduto, eravamo in coda all'amministrazione Casson con il povero De Perini, non più, ci abbiamo messo l'anima, il corpo e i soldi, non solo noi, ci abbiamo creduto, era inclusiva nel senso ampio del termine, qualcuno voleva primeggiare, io, Giuliano, là, tutti volevano primeggiare, no? Tutti prime donne, siamo tutte le prime donne in questa città qua, no? Però c'è chi ci ha messo qualcosa di suo, qualcun altro invece ha detto ci metterò quando che vedrò i bilanci. L'altro giorno il dottor Marchioro della regione ha certificato davanti alla non richiesta che i bilanci presentati del braccio operativo vanno molto bene, come va molto bene anche il piano programma per il prossimo, per la gestione turistica. Quindi devo dire, hanno tolto l'alibi a una gestione che diceva che non funzionava. Ciononostante c'era una richiesta all'amministrazione comunale di trovare una cabina di regia di un'altra natura, non è stata in qualche maniera portata a termine quell'operazione che voleva fare l'amministrazione comunale, quindi a fronte di questo dispetto no, si azzera tutto. Finiamola con l'ipocrisia, che facciano pace con la loro intelligenza. Noi ci siamo dentro l'OGD del primo giorno, sempre, con le nostre, se vuoi, performance anche così artistiche, noi ci crediamo nella città, dico sempre Andrea, il nostro piccolo, servizi di pronto soccorso, ausili mobili per i disabili, progetti, facciamo tutte queste cose qua, anche se da fare tante, le fiere le facciano pure gli altri, perché sai c'è sempre questa polemica, no? Quando uno va in fiera, ma vai con il nome tuo, devi andare con il nome dell'OGD, poi a parti inverse ci sono lo stesso, quindi che facciano pace. Quindi via l'ipocrisia, siamo commissariati dalla regione, punto. Quindi abbiamo un'istituzione di commissariata, vengono i provvediri da Roma per gli assessori, vengono i dirigenti della regione per l'OGD, santo cielo, punto.